L'agricoltura da parte dei giovani si registra ormai da qualche anno, ma spesso il ricambio generazionale risulta complicato da passaggi burocratici e costi che possono mettere a rischio la vita delle aziende a conduzione familiare. Angelo Pangrazio. Per molte imprese venete, soprattutto quelle a conduzione familiare attive in agricoltura, il passaggio generazionale rappresenta uno snodo decisivo. La staffetta tra padre e figli deve essere pianificata perché le complicazioni e gli ostacoli, soprattutto burocratici e fiscali, possono compromettere la continuità dell'impresa. È un'azienda che attualmente ha una redditività veramente a livelli bassi, avere anche questi costi e con tutti i documenti da fare è veramente un problema. Ci sono delle spese fisse che un giovane fa fatica a affrontare, essendo che non c'è quel grande reddito in questo momento nelle aziende agricole, si può capire che è un problema. Notaio, ufficio delle entrate, tutte quelle burocrazia viva propria. Ci sono molti risvolti economici, di rapporto con le banche, con le istituzioni, che ha bisogno di conoscenze, di preparazione. Allora se si riesce a fare questo gradualmente, una persona cresce ed entra, comprende e si prepara ad avere quel passaggio che prima o poi avviene. Se non si fa questo diventa traumatico e allora i problemi possono veramente portare anche al collasso dell'azienda. Agrinsieme ha affrontato questi temi a Vicenza per analizzare i problemi e fornire indicazioni. Insomma, bisogna trasmettere il patrimonio di conoscenze da una generazione all'altra, preparare la base per garantire continuità e capacità competitiva alle aziende. Oramai i figli degli agricoltori sono quantomeno diplomati se non laureati, quindi è anche un ricambio generazionale qualificato quello che si presenta in molte realtà e devo dire che funziona.